La pioggia non ha fermato gli attivisti del Comitato Ampi di Chioggia che, collaborando con l'amministrazione comunale, questa mattina hanno presieduto la collocazione di due pietre d'inciampo dedicate ad altrettanti concittadini deportati e poi uccisi nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Le due installazioni sono state curate dall'artista tedesco Günther Demnig, che da quasi 25 anni gira l'Europa per promuovere la sua invenzione storica e umanistica. I sanpietrini in porfido, conficcati al suolo, hanno lo scopo di fermare il passante e interrogarlo quanto all'avvenuto e a chi non è tornato. Le pietre scelte dall'Ampi per il 2020 riguardano due soldati della Marina Militare, rispettivamente Giusto Grego a Cavanella d'Adige e Giulio Bergo Oro in via San Marco a Sottomarina, che persero la vita in circostanze tragiche nei campi di concentramento fra il 1944 e il 1945. Nella prima cerimonia in piazza Baldin e Mantovan a Cavanella, all'orazione civile del sindaco Alessandro Ferro, il quale ha opportunamente ricordato come la salma di Grego non sia mai tornata dal cimitero berlinese di Zehlendorf, nonostante le richieste, ha fatto seguito quella del vicepresidente dell'Ampi Enrico Veronese, che ha tracciato la biografia del marinaio fucilato a Trojen-Britzen assieme ad altri 126 italiani il 23 aprile 1945, a poche ore dalla fine del conflitto. A Sottomarina invece, lungo il camminamento dei Murazzi, si sono radunati i parenti di Bergo Oro, tra cui un fratello dell'età di 96 anni. Erano presenti anche due scolaresche, una dell'Enogastronomico Cestari e una della secondaria di primo grado Galilei, con i rispettivi docenti. Dopo la biografia del sergente prigioniero delineata da Veronese e il coinvolgente discorso dell'assessora alla cultura Isabella Penzo, che ha citato Primo Levi per istituire il sentiero della memoria ad unire le pietre di Chioggia, piazzale Pogliuto Penzo per il partigiano antifascista Guido Lionello collocato un anno fa, Cavanella e appunto Sottomarina, una nipote di Giulio Bergo Oro, la soprana Diana Gonissen, è giunta fin dal Belgio per intonare l'Ave Maria in onore dello zio, commuovendo così tutto l'uditorio. Nel pomeriggio le due famiglie si radunano di nuovo in Corte Salasco a Cavanella d'Adige, dove dalle ore 17:30 illustrano alla cittadinanza i preziosi documenti in loro possesso, con immagini fotografiche e le lettere dal fronte, alla presenza di Patrizia Donà, autrice di un saggio storico sul massacro di Trojen-Britzen, dove lei stessa ha perso uno dei nonni. L'iniziativa è curata dai volontari dell'associazione Anteas. Gli albergatori di Sottomarina sono disponibili a finanziare il rilancio della piscina comunale nei pressi dei bagni Nuova Marina. Lo ha dichiarato il presidente dell'ASA, Giuliano Boscolo, in un articolo comparso stamane nell'edizione del quotidiano Nuova Venezia in edicola. È un'indecenza tenere chiuso un immobile del genere, sostiene Boscolo, con riferimento alle decisioni dell'amministrazione comunale prese lo scorso aprile, quando le attività ricettive promuovevano la spiaggia ai clienti con la possibilità di usufruire anche di una piscina olimpionica. C'è urgenza di questi servizi e siamo frustrati dal non poterli dare. Il presidente degli albergatori parla naturalmente anche del centro congressi Cursal, che il comune non intende rilevare dalla città metropolitana e per il quale l'associazione di categoria aveva formulato progetti che prevedevano un contributo alle spese di acquisizione e gestione. La prima Repubblica, osserva Giuliano Boscolo, aveva consegnato gioielli urbanistici alla seconda, che non è stata in grado di gestire le situazioni. Una volta c'era una visione del turismo che prevedeva l'arena per gli spettacoli, il centro congressi, e ora non è che si stava meglio quando si stava peggio. La città chiede che le strutture vengano gestite, cosa che il comune dimostra di non essere capace a fare. Dal canto loro, gli esponenti del Movimento 5 Stelle puntano a sistemare la piscina per poterne usufruire anche d'inverno, quindi previa copertura, che fu cassata all'epoca della giunta di Romano Tiozzo, quando era più facile attingere a finanziamenti pubblici.
È il consigliere Daniele Padoan a scrivere in rete: stiamo lavorando per ripristinare la piscina olimpionica coperta, senza specificare però i tempi di azione. Un concorso di idee per il futuro di Palazzo Granaio. Il comune di Chioggia chiama a raccolta le più fervide menti cittadine nell'approssimarsi della conclusione dei lavori di restauro allo storico immobile trecentesco adiacente il municipio. L'occasione è data dalla presentazione alla cittadinanza del piano particolareggiato del centro storico, che dopo controverse vicende sarà illustrato giovedì prossimo, 23 gennaio, dalle ore 18, alla ex scuola Principe Amedeo in Calle Cesare Battisti a Chioggia. Al lancio interverranno il sindaco Alessandro Ferro, l'assessora all'urbanistica Alessandra Penzo e il dirigente dello stesso settore Gianni Favaretto, con altri amministratori e tecnici comunali. La mattina di giovedì il piano sarà presentato alla stampa. Per il Granaio da tempo si parla di una destinazione a carattere artistico, ad esempio quale luogo di raccolta della Pinacoteca Civica. Nei giorni scorsi il Comitato Locale di Cittadinanza Attiva aveva fatto notare che, dopo la consegna di 6.000 firme per ottenere una linea di autobus diretta da Chioggia all'ospedale All'Angelo di Mestre, non erano stati fatti passi avanti. Ieri in municipio l'assessore ai trasporti Daniele Stecco ha incontrato alcuni esponenti dell'associazione per fare il punto della situazione. Innanzitutto, dichiara Stecco in una nota, ho fatto presente a Cittadinanza Attiva che il servizio istituito dal comune di Cavallino Treporti, che metterà in collegamento le sedi ospedaliere di Mestre, San Donà e Portogruaro, è sostanzialmente un servizio a chiamata, pagato dal comune stesso, un po' come fa già l'Auser a Chioggia, e non si tratta della creazione di una linea pubblica di trasporto. Quello che invece il comune di Chioggia ha richiesto alla città metropolitana di Venezia e alla regione Veneto è l'attivazione di una nuova linea di autobus che colleghi Chioggia e tutta la gronda lagunare verso l'ospedale All'Angelo di Mestre per trasportare in particolare lavoratori e pazienti. Dalla nostra richiesta, continua l'assessore Stecco, inviata ai sindaci della zona, soltanto Cavarzera ha dimostrato un certo interesse, per cui con Cittadinanza Attiva abbiamo concordato di convocare a Chioggia un incontro con questi sindaci per avere un appoggio politico condiviso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il regolamento che disciplina l'impiego del Taser, il quale sarà fornito in dotazione alle forze di polizia. Soddisfazione ma anche un'avvertenza arriva dal sindacato FSP della Polizia di Stato, il cui segretario veneto Mauro Armelao ha rilasciato una nota. Il Taser è finalizzato alla salvaguardia della vita e a rendere molti interventi più sicuri per tutti. Troppi anni e troppi drammi sono trascorsi prima che si arrivasse a questo. Eppure purtroppo nella Polizia di Stato è prevista l'assegnazione di sole 1.600 pistole elettriche e oltretutto non in tempi brevi, perché fra la distribuzione e la formazione nel migliore dei casi dovrà trascorrere un anno prima del reale utilizzo. Il sindacato FSP chiedeva questo strumento da lungo tempo, assieme a protocolli uniformi per tutti i corpi, e che non si traducano in un'ulteriore esposizione a rischi per gli operatori. Ma su questo fronte, continua Armelao, possiamo solo esprimere forti critiche rispetto a un regolamento di utilizzo che a livello nazionale abbiamo chiesto di modificare, perché per come lo conosciamo rischia di tradursi nell'ennesima trappola per l'operatore. Sono infatti previsti parametri di utilizzo con tutta evidenza pensati da chi non tiene conto in modo prioritario del punto di vista di chi presta servizio in strada. Sostiene infatti il segretario regionale, sono richieste valutazioni e conoscenze che in alcun caso si può pretendere da chi appartiene a un ruolo esecutivo, come ancora ci si ostina a definire donne e uomini che rischiano la vita e in una frazione di secondo compiono scelte che possono avere conseguenze civili, penali e amministrative enormi, pur senza un trattamento economico commisurato, né evidentemente il dovuto rispetto della loro dignità professionale. Sarebbe ora che ciascuno si assumesse le proprie responsabilità senza ipocrisie e le solite mezze misure usate nel goffo tentativo di fare tutti contenti, scaricando però sull'ultimo anello della catena di comando ogni implicazione legata all'espletamento del più delicato dei lavori.
Proprio a Chioggia, rileva il sindacato di polizia, in ben 3 occasioni nell'ultimo periodo il TASER avrebbe scongiurato feriti tra le forze dell'ordine. Da ultimo l'episodio dello scorso lunedì in Calle San Nicolò, con un soggetto, il 45enne Marco Nordio, che voleva far saltare in aria l'appartamento, e prima ancora con Stefano Fabris, che aveva distrutto l'appartamento di Calle Piva, quindi durante un intervento sottomarina nel quale erano rimasti feriti diversi agenti. A proposito di Nordio, le sue condizioni di salute psichiatrica non consentono ancora alla magistratura un interrogatorio con tutti i crismi. L'autorità giudiziaria per ora si è limitata a convalidarne l'arresto. E allora siamo qui al laboratorio San Giovanni, che c'è in Via Mediterraneo. Vi ricordo che gli esami si possono fare tutte le mattine tranne sabato e domenica dalle 7:30 fino alle 9, e poi, prego Botini pure, e poi anche praticamente si possono ritirare dalle 9 della mattina fino a mezzogiorno e al pomeriggio dalle 15 fino alle 19. Aspetto molto importante è che gli esami si possono ritirare anche tramite online, quindi non occorre venire qua, se chi vuole, che ha bisogno viene, ovviamente ci sono le signorine, ma si può ritirare tranquillamente tramite posta elettronica, e quindi è molto molto comodo, e quindi vi consiglio di utilizzare questi servizi, che sono tra l'altro a un prezzo molto vantaggioso.